e so contento di sta con te, perché mi fa guardare senza Ciao, benvenuti in questo nuovo video tutorial dedicato a Pino Daniele. La canzone di oggi è E so contente sta, contenuta in nero a metà. Gli accordi sono Sol maggiore, in questa posizione che ci verrà comoda per l'accordo successivo, che è La, preso con un semibarré, con il Sol al basso. Quindi Sol, La con Sol al basso. Quindi poi ritorna in Sol. Ok? Gli accordi successivi sono Do major 7, Do settima maggiore, il Si naturale, settimo grado della scala di Do, Si minore settima, La minore settima, ancora Si minore settima, ancora Do settima maggiore, Re settima sus. Quindi la metrica, la ritmica è questa. Dopo l'accordo di settima sus quarta si torna sulla settima, poi riprende il tema. Nel disco ripete 2 volte tutta questa introduzione. Noi per praticità identifichiamo invece il giro finale, che è Do settima maggiore, Si minore settima, La settima, Si settima, nella stessa posizione che abbiamo preso per il Re settima. In questo caso stiamo con il barré al secondo tasto, quindi e poi parte il brano. E so contente sta. Ora passiamo alla strofa. Sol settima maggiore, e so contente sta, Do settima maggiore, cu te, Si minore settima, perché La minore settima. Quindi sono sempre gli accordi, sempre gli stessi accordi, sempre lo stesso giro, ovviamente portato con una ritmica diversa. E so contente sta cu te, da qui va sul Re nona, Re nona diminuita, semibarré che ci prende il Re diesis, quarto tasto, seconda corda. Quindi Sol settima maggiore, Do settima maggiore, Si minore settima, La minore settima, Re nona diminuita. E so contente sta cu te, perché e riprende il giro da Sol settima maggiore, sempre il stesso giro, perché seconda parte, perché mi fa imparare a nu cosa, sempre passaggio nona diminuita, per passare in Mi minore
settima, mi sopporti perché lo che so, la minore settima, poi si settima, forse un po' di più. Questi bassi che partono dal mi basso, fa diesis con il primo dito e con il mignolo si va a finire in sol, quindi mi sopporti perché lo che so, forse un po' di più. Poi do settima maggiore, no 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 no, si minore, settima, la minore settima, tutte, ci sta buona, c'è questo passaggio di re nona, Q, do settima, si minore, la minore, e poi va a finire sul si settima un'altra volta. Poi si passa al ritornello, se così si può definire. Ma poi del resto t'aspetterei, non mi importa che lo che mi può dare, lascia che venga di mano tu, t'accorgi che non t'appienne più. Poi c'è l'ultima sequenza, il ritornello, parte dalla minore, voglio toccare, si minore settima, poi guarda, do settima maggiore e ritorna sul si minore. Poi la sequenza che è praticamente l'ultima parte dell'introduzione, la minore settima, si minore settima, do settima maggiore, re settima su squarta. Per essere precisi da un punto di vista ritmico e di accenti, questa sequenza deve essere suonata in questo modo. Ma è solo, non posso stare. Quindi la sequenza giusta non è tutti anticipati, ma è anticipato, quindi levare, levare, battere, levare. Ma è solo, non posso stare. A seguito del secondo ritornello, a cui segue l'intermezzo musicale che corrisponde all'introduzione, eccetera, la seconda volta parte un assolo di chitarra acustica che Pino eseguiva in questo modo. Voglio guardare, e poi riprendeva l'inciso. Andiamo ad analizzare questa prima scala, che è semplicemente una scala di sol, sol, la, si, do, re, mi, fa diesis, sol. Quindi partendo il box dal secondo dito, quindi quarta corda, secondo e quarto dito, sol e la, si, do e re sulla terza corda, quindi non devo muovere niente perché la posizione rimane un dito per tasto, quindi quarta corda, terza corda, sposto la posizione di un tasto e con l'indice prendo il mi della seconda corda, con l'anulare il fa diesis sempre della seconda corda e col mignolo il sol. Quindi è una scala in levare perché non parte nel battere ma parte sul secondo tempo debole del primo movimento. Quindi se noi suddividiamo i movimenti in ottavi, un 2 un 2 un 2 un 2 un ta un pa 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 pa, quindi un. Le note seguenti sono sol, fa diesis, fa diesis, sol, fa diesis, re. Quindi fa diesis, sol, fa diesis, re, re. Fa diesis, sol, fa diesis, re, re. Quindi qui ci arrivo col mignolo, sposto la posizione secondo dito, primo dito. Ovviamente parto con il primo dito.
Questa diteggiatura è conveniente perché la sequenza successiva parte dalla prima corda ma dal settimo tasto, quindi io già mi trovo in posizione, quindi devo solo scendere di corda. Si, do, re, prima corda, e la della seconda corda preso al decimo tasto, quindi si, do, re, la, si, do, re, la, quindi si, do, re, la, e ritorna sulla posizione di prima. Sol, fa diesis, in questo caso è una scala discendente. Sol, fa, mi, re, mi, re, due volte, quindi mi, re, quindi mi, re due volte, fino a qui, lentamente. Poi, sempre sfruttando la posizione dell'indice, scendiamo alla prima corda e troviamo un cromatismo molto interessante, molto particolare, molto di derivazione blues, in cui Pino Daniele suona queste note. Quindi è una scala cromatica che parte dal Si e va a finire al Mi, prendendo di volta in volta un semitono successivo, quindi ogni tasto. Io utilizzo questa diteggiatura, poi ognuno utilizza quella che gli è più comoda. Nel mio caso indice, medio, anulare, mignolo, primo, secondo, terzo, quarto, per poi scivolare in glissato sul Re diesis dell'11° tasto e sul Mi del 12° tasto, quindi le note successive si vanno a prendere sulla seconda corda, sempre al 12° tasto, eseguendo un bending. Quindi bending, 12° tasto, seconda corda, bending, 12° tasto, terza corda, Sol. Quindi quando arriviamo al Mi con il mignolo dal cromatismo, e andiamo al Mi con il primo dito, nono tasto, terza corda. Quindi arrivato al Mi del 12° tasto eseguo due bending, rispettivamente seconda e terza corda. Quindi un, voglio guardare fino alla sequenza finale che corrisponde all'intermezzo e all'introduzione, pa, 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 che nel disco è a libidum, quindi va a sfumare. Vi auguro di divertirvi con questo brano, invito, se non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale, di mettere tanti like a questo e anche agli altri video se vi sono piaciuti, e magari di condividere il video e far conoscere i miei tutorial anche ad altri. Grazie mille, vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ho scovato la mia anima, timidamente oscura, nascosta un giorno poi dimenticata.